Siamo qua con il professore Mirto, già docente di storia medievale presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università di Palermo, che ci parlerà della sua presenza in questa campagna elettorale nella lista del Popolo dei Forconi con il simbolo Fronte Nazionale Siciliano. Professore. Lei ha chiesto come mai sono in questa lista, in queste elezioni. La lista di origine mia è il Fronte Nazionale Siciliano, che è alleato con i Forconi, quindi è un'alleanza di due forze politiche. Come mai mi presento? Io non ho ambizioni politiche, poi sono anziano, però davanti a un fatto a cui non avrei mai pensato, cioè dopo 150 anni dalla cosiddetta unità d'Italia, cioè dall'occupazione piemontese della Sicilia, di avere ancora problemi legati alla fertile inventiva dei risorgimentali, i quali dopo aver distrutto l'economia siciliana, aver cercato di distruggere la storia, la cultura, la dignità del popolo siciliano, ora hanno organizzato altre cose davanti alle quali io, da siciliano, mi sento in dovere di reagire. E che sono queste altre cose? La campagna che in questo momento è in corso per lo smembramento della Sicilia. Quando si vuole distruggere un paese, si cerca di smembrarlo. E un punto di particolare criticità in questo smembramento è rappresentato dalla gloriosa città di Messina. Messina, la quale non si sa perché dovrebbe non fare parte più della Sicilia, ma fare parte di un ibrido rappresentato da un pezzetto di Sicilia e da un pezzetto di Calabria. Quindi il programma dei nostri amici di risorgimentale è questo: Messina non fa parte più della Sicilia, la Sicilia che resta si divide in due parti, Sicilia orientale e Sicilia occidentale. Abbiamo smembrato e distrutto la Sicilia. Ora Messina non è solo la terza città della Sicilia, ma Messina in alcuni momenti della storia, mi riferisco al periodo del Vespro, è stato il simbolo della resistenza siciliana. A Messina per alcuni mesi la grande offensiva angioina, che possiamo paragonare al risorgimentale, urtò contro una incrollabile resistenza, la resistenza fatta da tutta la popolazione di Messina. Messina è la terza città della Sicilia. Messina è un simbolo glorioso della storia siciliana. E allora, proprio per questo motivo, io che non ho, basi di rapporti umani con Messina, mi sono alla mia età mobilitato, perché noi non permetteremo che si faccia lo scempio di togliere la Messina alla Sicilia senza reagire, e pensiamo che tutti i messinesi sono con noi. Messinesi, resistete, noi vi aiuteremo. Grazie professore.